Proseguono i 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne del Sor Optimis Club di Agrigento. Il nostro impegno punta a fare in modo che il nostro messaggio raggiunga una vasta platea, purché il fenomeno è diffuso e purtroppo in crescita ovunque, come ci ha confermato il comandante dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo, in occasione della consegna dell'ammodernata stanza per sé, e quanto ha affermato la presidente Margherita Trupiano, che ha aggiunto: in quest'ottica ieri abbiamo incontrato il sindaco di Camastra Dario Gaglio con l'assessore Simona Costanza, che hanno scelto di dare corpo alla nostra campagna di illuminare di arancione i monumenti e il palazzo di città. Si è vestito di colore. L'incontro con gli amministratori della cittadina ha anche offerto l'opportunità al Sor Optimis Club per conoscere la realtà di Camastra, dialogare per l'avvio di un percorso comune di impegno sui temi della promozione del ruolo femminile, del suo potenziale, dei diritti umani e della pace. Intanto, in vista della chiusura del periodo di attivismo sul tema, ci anticipa la Presidente, abbiamo organizzato per venerdì alle ore 16 presso il Comune di Naro, retto dal sindaco Maria Grazia Brandara, anche questo coloratosi di arancione, il convegno sulle donne e violenza, con i saluti del sindaco Brandara, le relazioni della sociologa Paola Savona La Sala, testimonianze dei familiari di femminicidi e toccanti pagine di letteratura lette dall'attrice Susi Delicato. Le conclusioni saranno affidate a Mariella Lobello, già vicepresidente della Regione Siciliana.